Aggiornamento. Oggi aggiornamento riguardante il Napoli, i giocatori del Napoli. Mo stava andando tutto bene, stavano rientrando tutti quanti, tutti stavano rientrando dagli infortuni. Lukaku, Lobotka, vabbè Lukaku non al 100% però per minimo per la partita contro il Milan è stato recuperato. Lobotka, Gutierrez, poi sono arrivati anche dei piccoli aggiornamenti che su Anghissà che dovrebbe rientrare verso metà maggio, scusate, no, verso metà maggio, verso metà gennaio, se tutto va bene. Poi se tutto va male verso febbraio. Però diciamo si tiene il peggio che rientrava quando rientrava De Bruyne, cioè a febbraio. Però meno male che diciamo si sta riprendendo il più presto possibile e rientra a metà maggio. Oggi è arrivata la notizia Olivera infortunio alla caviglia, stesso infortunio ehm, che ha avuto Denzel Dumfries, calciatore dell'Inter, che ne salterà la Supercoppa Italia insieme a Olivera. Saranno fuori entrambi circa un mese, massimo 2 mesi, più o meno, 1 o 2 mesi. Saranno fuori. Olivera che tra oggi e domani dovrebbe fare altri controlli per stabilire meglio l'entità dell'infortunio. Dovrebbe farli oggi pomeriggio verso le 4-5, di solito sarà pubblicato verso le 3, oppure domani mattina alle 10, 10 e mezza più o meno. Per diciamo cercare di mettere un po' a posto le cose però mi dicono ma Antonio Conte, questo è pure un appello ad Antonio Conte, fino a mo, tra virgolette, sono stato clemente nei riguardi di Antonio Conte, però sono arrivato il punto, siamo arrivati al limite e ti devo dire una cosa. Antonio Conte, ma perché non mandi a calci nel sedere per non dire un'altra parolaccia? Perché se no mi bannano il video. Non la vorrei essere bannata, sinceramente. Ma pure un fatto di educazione. Vabbè, perché non mandi a calci nel sedere il preparatore atletico che hai in questo momento? Non dico di rivoluzionare tutto, ma preparatori deportivi, difensori, centrocampisti, attaccanti. Ma preparatore atletico, quello là che ha fatto la preparazione alla maggior parte dei giocatori. Che diciamo faceva le partite di allenamento, che le fa ancora tutto oggi penso, che aiuta Antonio Conte a fare gli allenamenti, a decidere gli allenamenti. Perché non lo mandi a calci nel sedere, non lo mandi a quel paese e dici, dici a De Laurentiis portatemi un altro? Oppure dici a De Laurentiis, togli, svincola, esonera, non so come si dice se riguardo i preparatori atletici, se svincolare o esonerare, perché svincolare è per i giocatori e esonerare è per gli allenatori, vabbè, perché non li usiamo licenziare? Perché non licenzi l'attuale preparatore atletico e ne prendi un altro? Magari uno che ha avuto esperienza in varie squadre, perché non lo prendi? Prendi uno che ha esperienza e potrebbe essere che questo qua ha pochissima esperienza riguardo i giocatori, riguardo la preparazione dei giocatori. Perché non ne hai preso uno già quando hai cambiato quello là che c'avevamo prima, che secondo me non dovevamo cambiare. Ehm,
dovevi prendere uno con esperienza, uno che anche un minimo, magari in qualche squadra di Serie A, pure estera, la teneva. Perché non hai preso un preparatore simile? Cioè, ma io mi chiedo il perché non si prende, cioè, il Napoli fa gli acquisti buoni in estate e poi fa la cosa cattiva che che ti colpisce tutta la stagione. Perché, vabbè, bene, ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, manca uno iscritto, uno a 152, vi prego, iscrivetevi, e mi raccomando lasciate anche un bel like, ciao!